in questo sabato 15 giugno nella nostra rassegna stampa. Allora la proseguiamo assieme ai consiglieri regionali Marcus Marmair al mio fianco, in videocollegamento Maria Rosaria Capozzi. E allora partiamo subito da un commento rispetto all'esito in primis delle europee. Chiaramente grandissima soddisfazione da parte dei Fratelli d'Italia. Abbiamo visto anche nel territorio regionale l'onda blu che ha sommerso la precedente onda verde come colore la regione, insomma chiaramente. Sì, diciamo che l'onda c'era già stata nel 2022, poi chiaramente ci sono state le elezioni regionali che hanno visto sicuramente un buon risultato anche da parte della Lega, ma insomma in Consiglio regionale siamo in 8 quando prima eravamo in 2, quindi significa che questa tendenza a dare fiducia da parte dei cittadini a Fratelli d'Italia sta continuando. Io credo che questo sia un segnale importante per noi, per l'intera maggioranza, una continuità che ci permette di mettere le basi per il futuro dell'organizzazione dello Stato, prima di tutto, perché insomma sappiamo queste riforme del premierato piuttosto che quelle dell'autonomia differenziata e poi anche la riforma della giustizia. Quindi 3 anni di lavoro per il governo sicuramente con maggiore serenità, ci saranno meno fibrillazioni, mi immagino, e nel frattempo insomma noi ci godiamo anche il risultato di Alessandro Ciriani che abbiamo sostenuto come territorio, 44.000 preferenze. Credo che si debba andare a elezioni europee in cui votava molta più gente e c'era un'organizzazione diversa per registrare in Friuli Venezia Giulia un candidato che abbia raggiunto questo traguardo. Poi in provincia di Pordenone Fratelli d'Italia sicuramente sta dimostrando dei risultati che sono di grandissima eccellenza. Siamo la seconda provincia in tutta Italia per preferenze date a Fratelli d'Italia, quindi sicuramente siamo molto soddisfatti. Adesso ci mettiamo come abbiamo iniziato a lavorare per cercare di consolidare i risultati, perché poi alla fine i cittadini ci valutano attraverso il voto e questo voto di continuità insomma, ci dà sicuramente grande energia e grande forza. E poi vedremo anche il peso che ha in ambito internazionale, chiaramente. Maria Rosaria Capozzi, amarezza invece sul fronte del Movimento 5 Stelle. Ecco, la rivediamo. Sì, ecco, ho problemi di connessione, perdonatemi. Il risultato non può renderci entusiasti, però mi sento di fare un distinguo. Mi sentite? Sì, la sentiamo. C'è l'immagine okay, che è bloccata, ma la sentiamo. Continui, sì, infatti vedo che qualcosa oggi non va, perdonatemi, non so quale sia il problema. Stavo dicendo, è chiaro che il risultato non può renderci orgogliosi, evidentemente qualcosa è stato sbagliato, però se questo discorso vale a livello nazionale, dove appunto abbiamo avuto un calo sensibile dei consensi, soprattutto al sud, dove le nostre aspettative erano maggiori e dove ha inciso soprattutto l'astensionismo, non possiamo dire lo stesso rispetto a quel dato invece ottenuto nella nostra regione, dove invece abbiamo assistito al raddoppiarsi se non al triplicarsi dei voti rispetto alle ultime elezioni regionali. Quindi evidentemente a livello territoriale il lavoro che stiamo facendo è importante, i cittadini ce lo riconoscono e continueremo in questo senso, e a livello più ampio è chiaro che bisogna fare dei ragionamenti per far sì che i nostri temi arrivino ai cittadini e le persone che proponiamo, persone valide, vengano appunto pubblicizzate e vengano fatte conoscere nei tempi che poi sono necessari perché i cittadini possano fare una scelta coerente, perché forse da questo punto di vista abbiamo un problema appunto nel proporre i nostri candidati nelle tempistiche che sarebbero appunto più opportune, visto che arriviamo un po' sotto elezioni a fare appunto le presentazioni delle persone che intendiamo proporre. Rispetto anche alle discussioni interne che ci sono ovviamente in corso a livello nazionale del ruolo di Conte, cosa se la sente di dire?
Ma no, rispetto alla posizione del nostro capo politico non c'è alcuna discussione, ecco, rispetto al fatto che lui debba o meno ricoprire questo ruolo, anche perché quando qualcosa non va all'interno di una forza politica non esiste la responsabilità di uno, ma esiste la responsabilità di tutti e vanno fatti dei ragionamenti sicuramente su come arrivare ai cittadini, su come far sì che i nostri temi prevalgano rispetto ad altre logiche e ripeto, evidentemente qualcosa l'abbiamo sbagliata perché se il consenso si è ridotto in maniera così drastica, sicuramente qualche errore è stato fatto, faremo dei ragionamenti al nostro interno, analizzeremo quello che è avvenuto in questo lasso di tempo e vedremo se potremo appunto apportare dei correttivi che ci riportino ad essere vicini ai cittadini e che ci vedano come una forza politica che è quella che si è posta sempre sin dai suoi esordi, ovvero una forza politica di alternativa rispetto alla destra e alla sinistra, ma come una forza appunto vicina appunto ai cittadini con delle tematiche che ci appartengono e che ci hanno sempre contraddistinti. Invece per quanto riguarda l'ambito internazionale, anche il voto di queste europee, ma anche delle amministrative, insomma, consegna a Giorgia Meloni una posizione ancora più di forza anche per quanto riguarda Bruxelles, ma non solo. Anche al G7 abbiamo visto un po' i risultati che si stanno portando a casa e dopo magari leggiamo qualche parola anche rispetto alle dichiarazioni finali predisposte. Prego Marmai. Sì, ritengo che l'importanza e il peso della nostra Premier sia indiscutibile in questo momento, è considerata una delle donne più influenti a livello mondiale e l'ho dimostrato anche con l'organizzazione del G7, ovviamente è un lavoro di squadra di tutta la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre a tutto lo staff del governo, però è indiscutibile che Giorgia Meloni ormai sia un personaggio di levatura internazionale e anche molto credibile e il risultato che ha ottenuto sicuramente le dà anche uno slancio, una forza in più rispetto ad altri premier europei. Abbiamo visto quello che è successo in Francia con la convocazione immediata della popolazione ai seggi da parte di Macron, ma credo che anche rispetto alla Germania in questo momento l'Italia dimostra una forma smagliante, secondo me è proprio questo legato alla stabilità del governo, tutti i dati e gli indici sui quali veniamo valutati sono in crescita in termini positivi, quindi sicuramente Giorgia Meloni ha un ruolo che saprà esercitare e in qualche modo andremo anche a influenzare quelle che sono le dinamiche delle politiche europee che ci hanno visto sempre soccombere su temi quali quello dell'immigrazione piuttosto che anche le decisioni economiche che ci sono sempre state imposte. Quindi sicuramente avremo possibilità di dire la nostra e lo diremo con grande autorevolezza. Il Messaggero Veneto scrive appunto come titolo: intesa con i leader e con Biden, ora Meloni guarda a Bruxelles. Il vertice, visto con gli occhi della delegazione italiana, è andato come doveva andare. Per la presenza storica sia di Papa Francesco, per il piano Mattei che entra nelle conclusioni e il traffico di migranti che diventa un tema su cui i 7 lanciano una coalizione per il contrasto, ma anche per la presenza di tanti leader esterni al gruppo, da quelli africani al turco Erdogan, dall'indiano Modi al brasiliano Lula, passando per l'argentino Milei. E nel bilancio positivo che Palazzo Chigi si prepara a chiudere non manca l'appoggio di Joe Biden, che apprezza ancora una volta la posizione chiara dell'Italia a difesa dell'Ucraina, per aiutare la quale servirà come il pane l'intesa raggiunta sugli asset russi. Volevo riproporvi appunto gli elementi sintetizzati appunto in questo schema molto pratico rispetto alla dichiarazione finale, partendo dalla dichiarazione riguardante anche l'aborto, che ha suscitato molte prese di posizione, anche polemiche. Via la parola aborto, il termine sparisce dal paragrafo finale, che però nel quale si reiterano gli impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla salute sessuale e riproduttiva per tutti, e poi i diritti LGBT. I leader del G7 esprimono forte preoccupazione per la riduzione dei diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTQIA+ in tutto il mondo, e riafferma appunto l'impegno, il vertice, per l'uguaglianza di genere. Ma ci sono tanti aspetti, anche viene richiesta, fatto un appello per questa tregua olimpica in vista dei Giochi di Parigi.
e sul fronte ovviamente delle crisi, dei conflitti in corso, il piano Mattei nell'agenda del G7 e il pressing sulla Russia, anche la lotta al traffico di esseri umani con l'impegno collettivo e la cooperazione rafforzata per migliorare la gestione delle frontiere e frenare la criminalità organizzata. Allora, partiamo da questi primi aspetti, chiaramente un bilancio corposo, questo anche della dichiarazione finale, riparto con la consigliera Capozzi, poi torno da lei. Certo. Ormai. Beh, il fatto che sia stata tolta la parola aborto oppure il riferimento ai diritti LGBT per noi è una sconfitta, perché sono frutto di dure lotte e rappresentano appunto i diritti che non possono essere negati, e il fatto che siano stati tolti dalla relazione per noi non può che rappresentare una sconfitta e una scelta del tutto discutibile, ecco. Ecco, lei come commenta questo, perché il riferimento all'aborto era invece esplicito negli impegni del comunicato finale del vertice a guida giapponese lo scorso anno. Quindi ma io credo che sia una questione di equilibri che stanno al di sopra delle nostre teste, nel senso che sappiamo che gli americani hanno una sensibilità particolare e quindi da questo punto di vista sicuramente il riferimento comunque alla garanzia dei servizi sanitari al mondo delle donne in qualche modo lo va comunque a includere. Ritengo che per quanto riguarda poi le ricadute sull'Italia non vi sia alcun tipo di influenza, cioè si parla di obiettivi di estensione a livello mondiale di alcuni diritti, quando in Italia questi ormai sono sacrosanti, sanciti e salvaguardati. Pertanto dal punto di vista di quello che può essere un auspicio a livello mondiale sicuramente sono temi che vanno sostenuti e vanno anche tutelati. Pur tuttavia ritengo che a livello nazionale cioè, si vuole sempre riportare delle ricadute anche nella nostra politica nazionale, ma in questo caso credo che sia un tema più generale e quindi la scelta dei termini utilizzati deriva da una condivisione e anche del rispetto di altre nazioni. Vediamo anche tra gli altri punti, appunto, rispetto al pressing sulla Russia, il G7 promette di sostenere Kiev per tutto il tempo necessario, vengono resi disponibili 50 miliardi dei profitti generati dagli asset russi congelati, i leader si impegnano anche a fare di più per ostacolare lo sviluppo di futuri progetti energetici e continuare a ridurre le entrate della Russia dai metalli. L'approccio poi inclusivo per l'intelligenza artificiale, quindi con questa volontà di promuovere un'intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile, il monito alla Cina, Pechino deve firmare subito, deve fermare il suo aiuto alla Russia, leggiamo in questo schema. I leader estenderanno la portata delle sanzioni per colpire le imprese e le banche che stanno aiutando Mosca ad aggirare le sanzioni sui beni e le tecnologie usate nella produzione di armi. E poi, rispetto al Medio Oriente, cessate il fuoco a Gaza, i leader chiedono sia immediato come il rilascio di tutti gli ostaggi e un aumento significativo e sostenuto del flusso di assistenza umanitaria in tutta Gaza. Appello anche a Israele perché all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati sia permesso di lavorare senza ostacoli nella striscia. Le paiono sufficienti queste misure, almeno così sintetizzate in questo schema, personalmente, consigliera? Ma noi sul fronte della guerra siamo piuttosto critici, lo siamo sempre stati nel corso del tempo, riteniamo che l'approccio sia stato fallimentare e lo dimostrano i fatti, perché abbiamo visto al prolungarsi di un'agonia illimitata per quanto riguarda l'Ucraina e abbiamo visto invece che anche in Palestina la situazione non è tanto cambiata e quindi ci auspichiamo che si sospenda finalmente l'invio delle armi, perché a nostro avviso con tale invio si prolunga soltanto l'agonia del più debole e si intavolino rapporti diplomatici, perché per noi quella è l'unica via che deve essere percorsa per porre fine a questa strage di bambini, di cittadini. Ecco, non si può andare oltre ed è l'unica via da intraprendere in un equilibrio che in questo momento è decisamente instabile e il rischio che si confluisca in una terza guerra mondiale è altissimo e questo va scongiurato in ogni modo. Marcus Marmai. Ma io ho visto anche durante la campagna elettorale delle europee questo comparire di queste parole a pace che sembra quasi che ci sia chi la vuole e chi non la vuole, no? In realtà ritengo che al di là degli auspici
pensare che si risolva la guerra non mandando le armi significa semplicemente che il più forte l'avrà vinta, e questo credo che sia un tema sul quale sia ineludibile in realtà continuare quello che è il percorso che stiamo facendo, perché da un lato il fronte della guerra in Ucraina sappiamo che c'è stato un invasore, queste cose ogni tanto ce le dimentichiamo, no? Cioè, c'è stato uno Stato, la Russia, che ha invaso uno Stato libero e indipendente e vicino tra l'altro alle posizioni europee, che sta chiedendo di entrare all'interno della NATO, che sta chiedendo e ottenendo di entrare all'interno dell'Unione Europea, uno Stato dove da 30 anni c'è una democrazia, e non ritengo che si possa risolvere il problema semplicemente dicendo non diamo più le armi all'Ucraina. Purtroppo è una situazione estremamente delicata, la Russia è uno Stato molto forte, con alleati importanti quali purtroppo la Cina, che non comprende il senso di quello che dovrebbe essere. Lì sì ci vorrebbe una persuasione, non so, visto che qualcuno proponeva la via della seta e aveva buoni rapporti con la Cina, ecco che Conte si impegni di più a parlare con i suoi amici cinesi per convincerli a dire a Putin di desistere dai suoi intendimenti, ma sappiamo che non è così. Putin può essere fermato solo con uno strumento, che è quello di contrasto alla forza. Con Putin bisogna rispondere con forza. Poi è chiaro che è un tema delicato, la Russia ha un arsenale nucleare che è il più importante dopo quello degli Stati Uniti, sono questioni che dobbiamo gestire con attenzione, ma sicuramente non alzando bandiera bianca, perché altrimenti al più forte sicuramente consentiremo di fare quello che ritiene. In Medio Oriente io mi auguro che il percorso che stanno facendo gli Stati Uniti di forte persuasione possa arrivare effettivamente a portare a una tregua, questo è veramente auspicabile. Anche lì sappiamo che siamo partiti dal 7 ottobre da un'aggressione e poi è chiaramente non accettabile quello che sta accadendo alla popolazione, e su questo credo che tutti si siano espressi in modo molto chiaro, ma anche lì è una situazione estremamente delicata, e dove è la moral suasion e la forza che può esprimere il G7 che deve in qualche modo riuscire a intervenire. Tra poco ridò la parola alla consigliera Capozzi, se vuole aggiungere ancora qualcosa in merito, poi magari rilanceremo alcuni temi regionali specifici rispetto alle misure appunto nel territorio. Volevo leggervi anche appunto per la rassegna stampa il titolo su Putin. Putin apre alla pace con l'Ucraina ma rinuncia a NATO e Donbass. Zelensky rifiuta ogni possibile trattativa, di lui non ci si può fidare, afferma Zelensky, è la nuova faccia del nazismo. Quindi scrive Alberto Zanconato, dopo oltre 2 anni di conflitto Putin mette le carte in tavola e per la prima volta annuncia concretamente quali sono i suoi obiettivi in Ucraina. Mosca è pronta a cessare le ostilità e negoziare per firmare la pace se Kiev ritirerà le sue truppe dalle 4 regioni parzialmente occupate dalle truppe russe e rinuncerà a entrare nella NATO, condizioni subito rifiutate dall'Ucraina. Chiaramente c'è questo continuo rimpallo di ovviamente botta e risposta che non sta portando però alla pace invocata da tutti. Consigliera. Ma io voglio rispondere al collega con una frase che mi ha colpita e che a me personalmente è piaciuta tanto, quella del Papa, dove dice meglio una bandiera bianca che 1000 bare bianche. Quindi ritengo che il percorso non possa essere che quello dei tavoli diplomatici, devono riprendere da quello, perché quello che sta accadendo è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Certo. Stava aggiungendo? Ma sì, insomma è chiaro che il Papa fa il Papa, quindi è ovvio che non può dire che questo, insomma, sono tutti auspici assolutamente condivisibili, ma poi la realtà della situazione è tale per cui si deve intervenire, bisogna avere una posizione forte, insomma, ecco, su questo anche l'Unione Europea dovrà fare delle riflessioni a partire da quello che è una formazione di un esercito europeo. Chiaramente il tema dei migranti continua a essere centrale, certo, a livello europeo non solo. Abbiamo visto quindi nella dichiarazione finale anche gli impegni presi per la lotta al traffico di esseri umani, l'impegno collettivo, la cooperazione rafforzata sulla migrazione per migliorare la gestione delle frontiere e frenare la criminalità organizzata. Allora, si è parlato molto negli ultimi giorni anche dell'area del Silos di Trieste, dello sgombero che c'è stato. Allora, rivediamo il servizio dedicato con anche le parole del governatore, poi vi chiederò appunto un'opinione in merito.
È duro il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga contro quelle cooperative e quegli esponenti politici che in questi giorni criticano governo, quindi prefettura e comune, per la scelta di sgomberare il silos, bonificarlo e sigillarlo. Allo sgombero seguiranno alcuni trasferimenti dei richiedenti asilo in altre città e la predisposizione degli spazi del campo scout di Camposacro per le persone che rimarranno nel territorio comunale. L'argomento è molto attuale e sensibile in città per le numerose vicende che riguardano la fatiscente struttura accanto alla stazione centrale, che a cicli rientra a far parte della cronaca cittadina quando si parla di immigrazione, argomento affrontato ieri anche dal vescovo Trevisi. Quello di Fedriga, come detto, è un commento politico a difesa della progettualità della prefettura. Mi sembra una situazione alquanto particolare. Tutti dicevano una vergogna il silos, che c'è il silos, viene sgomberato il silos, non si può più sgomberare il silos. Non vorrei che qualcuno avesse marciato e volesse continuare a marciare sulla questione silos. Noi l'abbiamo risolta, oltretutto altrettanto particolare perché è una questione che c'è, mi sembra, da tanti anni, anche con governi di colore politici diversi dall'attuale, cioè di centrosinistra, e nessuno aveva mai sollevato il problema in modo così importante. Oggi noi lo risolviamo, il prefetto e il governo nazionale lo risolvono e viene detto che non va bene che sia risolto. Ecco, vorrei capire un po' di cose. Quindi l'affondo contro quelle cooperative che, secondo il governatore, svolgono militanza politica permanente. Poi vedo che ci sono veramente delle cooperative che accolgono i migranti che sono diventate, una militanza politica perenne. È un po' strano. La prefettura garantisce l'appalto a delle cooperative che a loro volta attaccano la prefettura in modo vergognoso, anzi ringrazio il prefetto Signoriello, facendo militanza politica. È un po' strano, cioè qualcuno dovrebbe guardarci, è un po' strano che questo avvenga, non ho mai visto una situazione del genere. Io voglio vedere se ci fosse un'azienda qualsiasi privata che prende un appalto pubblico e comincia a incentivare manifestazioni o altre proteste per dire come chi gli dà l'appalto deve dargli soldi e come devono gestire l'appalto. È una cosa fuori da ogni logica di correttezza, almeno di correttezza politica. Così dunque il governatore Fedriga. Consigliera Capozzi, come commenta quanto dichiarato e la situazione, dunque questa soluzione come l'ha definita Fedriga per quanto riguarda il territorio di Trieste, ma poi chiaramente è una problematica che si riversa anche su tutto il resto del territorio regionale? Allora, il silos è una realtà che conosco molto bene e sono stata a visitarlo e ho toccato per mano la disperazione e le situazioni estreme in cui vivevano appunto quelle persone che provengono da situazioni anche difficili, e quindi dalla mia non posso che accogliere con favore il fatto che a quella situazione di fatto si sia posto fine. Auspicavamo da tempo che si arrivasse a questa soluzione, e quindi il fatto che vengano collocati quindi in cooperative o altre situazioni, se questo avviene rispettando i criteri di un'accoglienza dignitosa e volta all'integrazione, non può trovarci in disaccordo, anzi era una situazione cui auspicavamo che si tendesse già da tempo. Siamo usciti anche noi come altri perché si giungesse ad una soluzione, quindi non saremo noi tra quelli a criticare il Presidente rispetto a questo tema. Ecco, un tema continuamente richiamato anche dai nostri telespettatori. Rispetto a quanto dichiarato dal Presidente non vado ad aggiungere molto, se non il fatto che è bene che si sia arrivati a questa soluzione. E mi sento invece, ritorno un attimo sul G7 perché forse questo è un po' stato sfumato nella nostra discussione, ma un passaggio fondamentale, si parla del piano Mattei inserito all'interno di questa dichiarazione, quindi a riprova del fatto intanto del valore dell'idea di Giorgia Meloni, ma soprattutto di quello che è un cambio di marcia rispetto a affrontare un tema che è quello della migrazione e della disperazione, che deve trovare una soluzione attraverso la possibilità di creare opportunità reali, non il pozzo che serve per una piccola comunità, ma
una svolta dal punto di vista di quella che è la crescita dell'economia, soprattutto in Africa, ma poi anche in altri territori, dove si va a intervenire per cercare di creare le opportunità direttamente nei luoghi da dove provengono queste persone. Questo credo che sia importante, il fatto che lo stesso G7 l'abbia riconosciuto come un percorso da fare, è un successo per Giorgia Meloni, è un impegno, è un cammino che va fatto nell'arco di, secondo me, almeno un decennio, però è la strada giusta che dobbiamo perseguire. Maria Rosaria Capozzi, ricordiamo la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto a questo piano. Ma è un piano sicuramente che può essere anche condivisibile per alcuni fini, perché se si vuole intervenire nei paesi di origine per impedire a queste persone di andarsene, non può che essere appunto una cosa un percorso condiviso, perché bisogna costruire gli strumenti perché le persone non scappino, ma anche dal punto di vista politico, perché ci sono paesi in cui vi sono dittature che rendono di fatto impossibile vivere in quei territori. Quindi al di là di uno sviluppo economico, di uno sviluppo sociale, serve anche intervenire con politiche che rendano accettabile il fatto di vivere in quei territori, e quindi bisogna considerare tutti gli aspetti che spingono le persone poi ad immigrare. Per quanto riguarda Giorgia Meloni, invece, non posso non essere contraria a quanto detto dal collega Maurmai, perché ritengo che da questo punto di vista la Presidente ha sbagliato sotto ogni punto di vista, quello che aveva promesso non lo ha mantenuto, aveva promesso il blocco navale e questo è impedito dal diritto internazionale, e il diritto internazionale che lo vieta, e quindi erano tutte promesse che avevano il sapore della propaganda elettorale. Aveva promesso che il numero degli sbarchi sarebbe diminuito, quando invece con il governo di Giorgia Meloni il numero degli sbarchi è quasi raddoppiato, e quindi ora che si voglia tendere verso queste politiche, sono politiche che abbiamo sempre promosso, però è un dato che c'è stato un oggettivo fallimento, perché i dati ci confermano appunto che questo è stato ed è incontrovertibile. Direi che non è proprio così. Se uno va a vedere le dinamiche è chiaro che ci sono dei periodi in cui, tra l'altro, le condizioni meteorologiche consentono la migrazione, ma secondo me la risposta più interessante, ed è nell'interesse anche dell'Unione Europea, è proprio quello che è l'accordo che abbiamo fatto con l'Albania, dove tra l'altro è prevista la creazione, dove partiranno questi centri di accoglienza delocalizzati, proprio per dare un senso compiuto a quello che è un'azione. Giorgia Meloni non ha mai detto che avrebbe risolto il problema nel giro di 100 giorni. Ci sono 5 anni, 1 anno e mezzo è trascorso dall'insediamento del governo. Io credo che si stia facendo molto per cercare di risolvere il problema alla radice. Anche gli accordi appunto presi con l'Albania hanno suscitato molte polemiche, Capozzi. Certo, perché arrivano alla soluzione del problema. Ma no, non è una non soluzione a nostro avviso, perché ha subappaltato quello che non è in grado di fare Giorgia Meloni, e quindi non è affidando ad altri una soluzione, o comunque facendo sì che l'Albania diventi il contenitore che l'Italia non vuole essere, che si risolve il problema. Il problema va risolto, come dicevamo, a monte, ed è in questo che ritengo che abbia fallito Giorgia Meloni. Ecco. Allora, pubblicità, poi rientreremo con l'attività anche della Regione, del Consiglio regionale, vedremo delle concessioni balneari, di tanti altri aspetti. A tra poco. Ben ritrovati nella nostra ultima parte di rassegna stampa, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle in videocollegamento, in studio con me Marcus Maurmai di Fratelli d'Italia. Allora, passiamo nel dettaglio al territorio del Friuli Venezia Giulia per parlare di concessioni balneari. Il demanio pubblico in regione, dunque spiagge con aree libere, gare entro l'estate, definite dalla regione le linee guida per la pubblicazione dei bandi, previsto il diritto di prelazione, contratti dal 2025. Un tema sentito
sentitissimo, lo abbiamo documentato, insomma, fonte di molti confronti, tempistiche attese per avere maggiore chiarezza su questi spazi. Allora ricordiamo, come ha scritto Mattia Pertoldi, tra le principali misure: porzioni di spiaggia libera che non potranno essere inferiori al 10% della concessione, salvaguardia dei posti di lavoro, diritto di prelazione concesso soltanto in caso di preminente interesse pubblico e ago della bilancia destinato a pendere più sul prodotto a disposizione dei turisti che sulla somma versata nelle casse dell'erario. Così le intenzioni. Allora riparto da lei, Marmair. Sì, direi che anche questo è un percorso che è stato avviato anche a seguito degli accordi sul PNRR in questo caso, quindi c'è un impegno a livello nazionale, quindi anche la Regione deve fare la sua parte, la sta facendo. Chiaramente ci sono degli interessi confliggenti, ma credo che con equilibrio la Giunta regionale abbia trovato quello che può essere il giusto provvedimento per garantire sia l'accessibilità sia la concorrenza e anche in qualche modo migliorare la qualità del servizio. Ecco, mi piace questa sottolineatura, proprio il fatto che si cerca di puntare più sull'offerta, sulla qualità del servizio reso, che è fondamentale poi per continuare a veder crescere quella affluenza di turisti che sta contraddistinguendo questi anni in Friuli Venezia Giulia, e pertanto non si guarda molto al lato economico quanto piuttosto a come accogliere i famosi 10 milioni di turisti, ovviamente non tutti al mare, ma che hanno messo piede all'interno del nostro territorio regionale. Consigliera Capozzi, lei ritiene sia stato raggiunto un equilibrio soddisfacente rispetto a questa problematica così sentita a cui si stava chiedendo soluzione da tempo? Ma noi rispetto al diritto di prelazione abbiamo sempre espresso delle perplessità concrete perché riteniamo, e questo l'abbiamo fatto già lo scorso anno, quando veniva confermato la continuità della concessione per il solo fatto del maltempo, per i danni intervenuti dal maltempo, e quindi già quella volta non ci trovavamo d'accordo e continuiamo a ritenere il diritto di prelazione qualcosa che scoraggia la partecipazione alle gare dei vari soggetti, limitando di fatto la concorrenza e quindi anche possibili proventi per il nostro territorio. Per noi la Regione deve partecipare attivamente nella Regione, non soltanto assicurandosi degli incassi, ma anche potendo governare la concessione per renderla accessibile, rispettosa dell'ambiente e facendo prevalere l'interesse pubblico su quello privato. Rispetto all'iter, ecco, facciamo le precisazioni. Come ricorda il Messaggero Veneto, la Regione, nelle pieghe della legge di stabilità varata a dicembre, ha approvato un articolo di legge che ha posticipato alla fine di quest'anno, utilizzando appunto come motivazione le mareggiate dello scorso autunno, la validità delle concessioni scadute oppure che sarebbero terminate al 31 dicembre 2023. Nel corso degli ultimi mesi poi è stato organizzato questo tavolo tecnico con tutti gli stakeholder, si spiega i portatori di interesse sul tema, con l'obiettivo di disegnare quindi questo pacchetto di linee guida univoco da destinare alle varie amministrazioni locali. Ci sono però vari punti interrogativi, abbiamo visto da parte dei referenti delle località balneari, il presidente della GIT Marin dice è preoccupato, dice è difficile inserire tratti non a pagamento, chiaramente ci sarà nell'applicazione certo, la conformazione una serie di criticità da risolvere. La conformazione del territorio, chiaramente ci sono aree dove sarà possibile con facilità garantire questa osservanza di queste linee guida, altre dove si dovrà ancora intervenire. Mi sento di dire che però la questione delle mareggiate non era una scusa, era l'evidenza dei fatti. Insomma, ecco, pensare di intervenire con una riorganizzazione delle concessioni in una fase in cui abbiamo dovuto come Regione investire milioni, e per fortuna ce li avevamo e lo abbiamo fatto per ripristinare quello che erano le aree che sono state flagellate dalle mareggiate. Credo che sia insomma, ecco, qualcosa di buono che è stato fatto e non si è rinviato il tema, si è semplicemente fatto un intervento d'urgenza e nel frattempo si è affrontata anche la questione con queste indicazioni.
Ecco Capozzi, adesso vi rilancio entrambi e lo faccio anche attraverso un articolo del Gazzettino, mi sono spostate le pagine interne che tra l'altro riporta anche una sua dichiarazione rispetto ai lavori dell'Assemblea legislativa previsti per a breve, l'inizio della prossima settimana. Tra i disegni di legge che verranno esaminati ci sarà anche quello sugli incentivi per l'aggregazione dei servizi, della gestione del servizio idrico e dei rifiuti urbani, anche questo un aspetto che sta suscitando insomma il dibattito. Leggiamo appunto qui, gestori dell'acqua, scoppia la polemica sulla nuova legge, ma ormai decidono i sindaci. La norma sulle aggregazioni per raggiungere un gestore unico a livello regionale il sistema integrato dell'acqua e della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ha finalità condivise tanto che solo alcuni componenti della quarta commissione consigliare hanno espresso voto contrario con la sostanziale astensione dell'opposizione e il voto favorevole alla maggioranza. Questo rispetto alle polemiche, a segnare la linea di confine appunto è stata anche lei in questo articolo. Certo. Allora lascio subito la parola alla consigliera Capozzi per un commento in merito. Ma anche rispetto a questo abbiamo espresso le nostre perplessità, non soltanto rispetto diciamo alle modalità, ma anche rispetto al fine verso cui si vuole tendere, perché abbiamo diciamo un'articolazione anche della nostra regione dove sono presenti delle differenze che ci impongono di fare un ragionamento di come verranno armonizzate anche dal punto di vista tariffario tutte queste appunto diversità. Superando questo, le perplessità che abbiamo sollevato rispetto a questa scelta, che sicuramente non ci vede d'accordo, sono le stesse che poi sono state espresse anche da numerosi portatori di interesse intervenuti nel corso delle audizioni e che hanno nella stessa misura in cui abbiamo spinto noi di scegliere magari percorsi alternativi che possono essere entità più piccole, aggreganti e che devono essere sicuramente sostenuti dalla regione, ecco, ma non certo la creazione di un contenitore unico i cui risvolti sono appunto anche opachi sotto tanti punti di vista. Ecco, come replica queste parole? Ma credo che in questo caso ero presente in aula e io ho sentito parole diverse, innanzitutto da parte dei portatori di interesse. Diciamo che il tendere è l'obiettivo, la stella polare di riferimento in questo caso è proprio l'aggregazione per creare un unico gestore a livello regionale per quanto riguarda l'acqua, soprattutto ricordo che c'è stato anche un referendum che prevede che l'acqua sia un bene da gestire con forma pubblica, ma per arrivare a questo risultato non è più sostenibile dal punto di vista di quella che è l'attività gestionale il fatto solo di ognuno per conto proprio. Le aggregazioni sono necessarie per mettere in campo le economie di scala, efficientare la struttura e soprattutto per poter raccogliere i fondi che sono necessari per fare gli investimenti. Noi siamo sotto infrazione da parte dell'Unione Europea ormai da diversi decenni, ci sono delle aree dove non sono ancora presenti i sistemi di gestione delle acque reflue e pertanto la strada che è stata individuata con una norma ancora del 94 prevede la creazione di queste grandi società e dobbiamo fare in modo che le realtà che si sono già aggregate nel corso degli ultimi anni continuino questa strada, arrivando a un unico gestore per quanto riguarda l'acqua. Questo percorso si era un po' arenato e pertanto la Regione ha deciso di stimolare attraverso l'erogazione di fondi ai comuni che sono i proprietari delle società che hanno in gestione il servizio per sciogliere qualche nodo che c'è. I nodi sono quelli dei pesi delle singole realtà comunali all'interno della società e così daremo via a questo percorso che io mi auguro che nel periodo anche nel medio termine, 4-5 anni, si arrivi ad avere un unico soggetto gestore. Questo poi permetterà all'autorità che verifica quelli che sono poi gli importi da richiedere ai cittadini per il servizio erogato di armonizzare appunto anche le tariffe. Quindi è un percorso ineludibile e pensare di il piccolo è bello in questo caso proprio non è funzionale a quello che deve essere l'obiettivo. Se vogliamo bene al nostro ambiente e ai nostri cittadini dobbiamo arrivare a un unico
unico gestore a livello regionale. Ecco, lascio la parola alla consigliera Capozzi, se desidera aggiungere altro in merito, poi vi chiederò un rapido commento anche sul tema della sicurezza, che continua a essere centrale anche rispetto a un ulteriore caso di aggressione a una rapina che c'è stata a Udine, insomma continua a essere un tema importante. Prego Capozzi. Ma come le dicevo, per noi l'idea è tendere verso modelli aggregativi anche più contenuti. È stata riportata anche in aula l'esperienza di Rissacqua, che è una gestione virtuosa nel Goriziano, e si potrebbero creare, così come ho suggerito, aggregazioni di quel tipo sostenute però dalla Regione, di modo che possa essere erogato un servizio equo per i cittadini, che debba tendere sempre di più a delle condizioni favorevoli, proprio perché l'acqua è un bene pubblico e deve essere tutelato questo principio. Desiderava aggiungere una cosa? Sì, proprio il Rissacqua ha messo in evidenza come con i suoi 65.000 utenti oggi non è più in grado di sottoscrivere finanziamenti per poter fare gli investimenti. Ma infatti ho precisato, sostenuto dalla Regione. La Regione potrebbe sostenere queste aggregazioni diciamo più circoscritte, che comunque rappresentano le esigenze di quei territori, piuttosto che generalizzare e quindi mettere in un unico contenitore anche esigenze e differenze territoriali. La legge Galli prevede che gli investimenti siano fatti da parte delle imprese, delle società di gestione, utilizzando la tariffa, e pertanto, siccome 75.000 utenti hanno già una propria tariffa, non c'è più capienza per poter, se non aumentare in modo a dismisura quelli che sono i costi che devono pagare i cittadini. Se questo è il modello a cui tendono i 5 Stelle, io credo che i cittadini non siano molto contenti di saperlo. Ma no, non è questa la nostra idea. È così, cioè, è stato detto chiaramente. Noi siamo stati, probabilmente il collega Maurmair non lo sa, i promotori anche di un emendamento in tempi non sospetti, dove chiedevamo anzi che fosse erogata una quantità, ora non ricordo se di 50 litri, gratuita per i cittadini, e quindi tendiamo verso quel risultato. Però ripeto, il modello proposto non ci convince, ma queste perplessità non sono, ripeto, espresse soltanto da noi, ma anche alcuni operatori hanno espresso appunto delle perplessità, quindi guardiamo con sospetto a questa idea e rimaniamo fermi nelle nostre convinzioni, anche perché i dubbi espressi non sono stati fugati. Ecco, vediamo dunque, procederanno la prossima settimana i lavori. A questo punto non vi chiedo un discorso generico complessivo sul tema sicurezza, ma un altro dei temi centrali anche nei lavori della prossima settimana sarà appunto la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito. Altro tema delicato a cui si chiedono insomma delle risposte a livello non solo locale ma nazionale, insomma sarà una settimana intensa. Sì, e su questo credo che la relazione la farà il Presidente della terza commissione di cui faccio parte, ovvero Carlo Bolzonello. Noi ci affideremo a quello che abbiamo sempre detto, ovvero è un tema di interesse nazionale, e i tentativi che si stanno facendo per cercare di creare tra l'altro una competizione tra regioni per arrivare a un risultato che è già di fatto ottenibile, riteniamo che sia doveroso che sia rinviato al governo nazionale, che ha tutti gli strumenti per poter intervenire. La competizione in Friuli Venezia Giulia c'è questo tipo di assistenza e magari in Veneto non c'è, credo che non sia una cosa corretta, quindi da questo punto di vista ci auguriamo che sia compreso, anche se è un tema che sicuramente è un tema di coscienza, che tocca in modo diverso anche esponenti della maggioranza, però non può esserci una divisione a livello territoriale, a livello di singole regioni. Tra l'altro ci sono anche delle indicazioni chiare da parte del governo, della Corte Costituzionale, che il tema dovrà essere affrontato dal Parlamento. Lei ritiene, consigliera Capozzi, che il risultato, ovviamente da chi rispetta le normative attualmente in atto, risulta facilmente, cioè risulta di fatto ottenibile? Abbiamo visto anche il caso di una donna triestina che insomma si trova in questa zona grigia in cui anche la sua volontà al momento non è possibile da questo fronte, insomma, dalle disposizioni che sono state date nell'ambito sanitario. Capozzi.
ma è la seconda richiesta di suicidio medicalmente assistito che interviene nella nostra regione. Fa tristezza anche questa ennesima situazione. Siamo in presenza di percorsi difficili, resi ancora più difficili da una volontà, a mio avviso, di non legiferare. Nel nostro paese l'autodeterminazione è un principio che non può essere disatteso, e chi versa in condizioni irreversibili, perché di questo parliamo, deve essere messo in condizioni di poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito, circondato dall'affetto dei propri cari, ma soprattutto supportato dal servizio sanitario regionale. E in questo ritengo che il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione, si è rifiutata di intervenire e ha demandato al governo quello che poteva fare anche in virtù della propria autonomia. Marmair, ad aggiungere altro? Ma sì, io dico solo che è giusto fare chiarezza, stiamo parlando di una fattispecie molto contenuta, molto ridotta, perché non parliamo dell'eutanasia prevista attraverso magari una dichiarazione, stiamo parlando di una situazione particolare dove comunque anche in Friuli Venezia Giulia è già stata in qualche modo praticata questo percorso. La legge prevede addirittura, sarebbe l'unico caso di prestazione sanitaria in cui la legge, cioè prevede per legge quali sono i giorni entro i quali deve essere erogata questa prestazione. Credo che sia doveroso che un tema così importante sia trattato in modo uniforme da parte del Parlamento. Allora vedremo anche qui come evolveranno i lavori anche nell'Aula. Allora è arrivato il momento di salutarvi, perché so che anche voi avete i vostri impegni, abbiamo leggermente sforato, però io approfitterei ancora della consigliera Capozzi per chiederle un rapido aggiornamento proprio rispetto alla situazione in seno al Movimento 5 Stelle a livello regionale, perché ci è stato riferito dalla coordinatrice regionale, appunto Elena Danielis, di una decisione presa dalla stessa, comunicata nella serata, se non sbaglio, di ieri, a seguito anche di una riunione regionale online tra ovviamente i vari referenti del Movimento 5 Stelle, in cui afferma di aver chiesto pubblicamente, in piena trasparenza, le dimissioni del coordinatore provinciale Mauro Capozzella per alcune dichiarazioni che avrebbe fatto rispetto alla situazione regionale, del coordinamento regionale, nel corso appunto di questa riunione online, mentre pensava di non essere sentito, insomma, dai microfoni. Questo è quanto mi è arrivato. Lascio a lei eventualmente un commento in merito, se era presente anche lei, poi chiaramente contatteremo il diretto interessato per lasciarle una parola, ma ci è giunta questa conferma che dunque sono state chieste le dimissioni del coordinatore provinciale dalla coordinatrice regionale Danielis. Ma nel corso di questi ultimi mesi sono state sostenute dal ex consigliere regionale Capozzella delle posizioni anche controverse rispetto a quelle sostenute dal Movimento 5 Stelle regionale e oserei dire anche nazionale. E quello che è accaduto ieri nello specifico è soltanto la punta di una situazione che aveva già delle criticità, e per cui erano stati già avviati dei ragionamenti interni. E quindi ora su quello che avverrà non posso prevederlo, però è il frutto di considerazioni interne che non nascono da ieri, ma nascono già da alcune situazioni che si sono venute a creare nel corso del tempo. Perfetto consigliera, la ringraziamo anche per questo ulteriore aggiornamento e commento. Allora grazie a Maria Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, e grazie al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marcus Marmair. Buon lavoro, buona giornata, buon fine settimana. Buon fine settimana in un po' a di tutti i riposo. telespettatori.